Funziona sempre il basiliano. Il basiliano funziona alla grande e l'ho dedicato ovviamente a quei grandi monaci che hanno fatto parte per secoli della realtà della ex Magna Grecia, di cui la Puglia faceva parte, e hanno fatto i migliori impianti di uliveti e vigneti quando loro, cacciati dai bizantini, si trasferirono in Puglia e la loro presenza è stata importante per una serie di fatti importanti, l'olio, il vino, come lo facevano i brasiliani non lo faceva nessuno. Poi sono stati praticamente fatti fuori dai benedettini e non so cosa sia successo dopo. Quindi ho preso spunto da tutti coloro che hanno lasciato una goccia o molte gocce di sudore sul terreno della Puglia ed ho dedicato a loro una goccia di sudore diventato vino. Il mondo rurale e l'agricoltura per te hanno avuto molta importanza anche nella tua carriera musicale. Ci sono nato in quel campo, nessuno mai riuscirà a portarmi via per nessuna ragione al mondo da quel mondo lì. Io ricordo agli inizi quando cominciai a fare il vino, tutti mi guardavano in maniera strana come se fossi l'uomo che, siccome ha avuto successo, mo si dà da fare per fare il vino. No, no, io sono nato prima, sono stato un contadino che cantava, poi sono stato un cantante che aiuta il contadino, però sempre con anelli della stessa catena. Adesso che altri vini hai fatto? Hai fatto delle cose nuove? No, mi sono fermato, ne sto studiando due, ma ne parliamo soltanto così. Ne sto studiando altre due, udite e vedremo quello che succede. Grandi vini rossi anche questi? Questi sono un rosato e un bianco. Ah, ho dato un bene. Ma ancora l'altro giorno ho trovato con alcuni miei amici, non vedo l'ora di metterlo in commercio, ma è una novità, è una novità. Grande. È sempre ricerca, no? Anche il vino è ricerca. La tua voce ha ingentilito e fatto conoscere anche la Puglia un po' di più nel mondo. Noi abbiamo Di sì. un progetto che ha cambiato un po' il nome alla Bassa Friulana per dare più solarità, che si chiama Riviera Friulana. Mi sembra un'idea intelligente, che bassa, io quando sento parlare di bassa è quasi dispregiativo, non che i bassi siano dispregiativi, ci sono certe voci da basso che sono straordinarie, ci sono certi bassi che conosco io che sono bassi di statura ma altissimi di voce, tra quelli mi ci metto anch'io, ma non per difendere la categoria. Devo dire che bassa in questo caso mi sembra un po' riduttivo. Riviera Friulana invece è più musicale, più realistico, è più gentile, un termine più gentile nei confronti di una terra che ne ha viste di cotte e di crude. Una terra canalista di Cotriglione che però conosci abbastanza bene, che abbiamo appunto fatto un gemellaggio con Basiliano che è un comune di questa realtà. Sì, Tu fatto... hai una terra che si chiama Riviera Friulana, che musica delle tue dedicheresti? Bella domanda questa qua. Bella domanda, ma sì, felicità ci sta bene. Grande. Felicità ci sta bene. Nei tuoi progetti, oltre a quelli nuovi televisivi, cosa hai in cantiere? Dunque c'è questo programma nuovo che l'anno scorso lo facevo con la signora Cristina Parodi, quest'anno c'è Paola Perego, adesso vediamo perché stiamo definendo alcune cose, se me le lasciano definire come è giusto che sia, anche un po' la mia maniera, va bene, altrimenti salto perché grazie a Dio di lavoro ce n'è tanto, ma proprio tanto. È un progetto che hai pensato tu perché sei molto legato agli aspetti umani anche delle personalità. Non l'ho pensato io quel programma, me l'hanno fatto vedere e mi piaceva proprio l'idea che tutto è lì al momento, non c'è preparazione, tutto succede sotto gli occhi di chi ci sta guardando, ma di chi sta vivendo quel momento. Neanch'io, io per le storie che vado a trattare non le conosco. E all'ultimo momento ti danno questa è la fotografia e quando dice a quel signore, sai, tu la stai cercando da 30 anni, 40 anni, noi abbiamo già la fotografia, persone che si sono cercate per mare e per monti, perché avevo scoperto una cosa che mi ha lasciato un po' di ghiaccio. Quando danno in adozione dei figli, si devono perdere le tracce. Giuro, io la trovo disumana sta cosa, ma la trovo proprio disumana. Però poi per voci che ascoltano, voci chiamiamole di corridoio, oppure voci che arrivano da qualche parte o per un parente che ha detto attenzione che tua mamma per caso o non per caso e là scatta la molla del conoscersi e questa crea emozione e crea soprattutto emozione nella verità.
non c'è niente di costruito ed è la cosa che più mi piace di questo programma. Sei molto legato anche agli aspetti veramente umani. Anche alla È nostra- giusto che sia, io alla parola umanità do un grande valore, ma deve essere umanità, non finta umanità o disumanità. Vedi, hai anche una grande voce, la tua. Direi di sì, non so quanto sia grande, ma sicuramente vera. Bene, grazie, buon Figurati. lavoro e buon proseguimento.